All'interno dei Giochi del Veneto 2011 il Comitato regionale della Federazione Italiana Nuoto ha promosso la disciplina del salvamento organizzando una gara per rappresentative provinciali dedicate alle categorie promozionali. È stata la Leosport nell'impianto di Villafranca ad organizzare la manifestazione e al termine della giornata è stata proprio la rappresentativa veronese a guadagnare il primo posto della classifica, seguita da Treviso e Vicenza. Vicino a noi tra l'altro ci sono anche altri sport, abbiamo l'hockey a pochi metri da qui, abbiamo il rugby a Valeggio, quindi il paese vicino, quindi qua nel Villafranchese si è creata un bel polo di varie discipline. È importante per l'affluenza di pubblico, è importante per vedere bambini di tutta la regione. È stato molto divertente, i bambini sono stati molto bravi, direi che è stato proprio un bel successo. L'impianto di Villafranca è un impianto di eccellenza appunto perché ha partecipato in particolare nel circuito propaganda FIN qua a Verona ed è riuscita a qualificare brillantemente in tutte quante le categorie, raggiungendo sempre il primo posto nelle varie competizioni che sono state effettuate. Il salvamento è una disciplina federale relativamente nuova, ma sta avendo molto successo anche fra i piccoli, perché unisce alla tecnica anche altre differenti abilità e soprattutto diverte forse più del nuoto. Le gare di salvamento sono state inserite da poco tempo, da pochi anni, ed è importante appunto insegnare già fin da piccoli i bambini a fare diciamo una specialità che può comunque aiutarli poi da grandi anche a fare un lavoro nella realtà. È una disciplina sportiva della Federazione Italiana Nuoto che come base ha sempre il nuoto, però ha delle caratteristiche un po' particolari. In particolare oggi si sono svolte gare di sottopassaggio dove praticamente i bambini, visto che qua le rappresentative sono tutte giovanili, passavano sotto un sottopassaggio, poi c'erano la gara di trasporto e la gara di percorso. Sono delle discipline molto affascinanti e che sono in continua crescita e speriamo anche nel nostro paese, dove oltre anche all'abilità fisica, che è molto importante, ci vuole anche un'abilità tecnica per fare i recuperi, per fare le apnee, per fare i trasporti. Il primo anno che partecipiamo a questa rappresentativa a livello di salvamento, i bambini l'hanno accettata con entusiasmo, è un qualcosa di diverso, affrontato con gioco, li aiuta comunque a passare all'interno di una lezione di nuoto un momento ludico e diverso, comunque una tappa importante che gli può aiutare nell'eventualità ad affrontare un corso di assistente bagnanti in età più avanzata. Nelle immagini che vedete i ragazzi sono impegnati in una gara di trasporto. Sentiamo in che cosa consiste tecnicamente. Consiste in una partenza, un nuoto per 25 metri, poi si fa la virata, si torna indietro a circa metà vasca, si fa un'immersione, si va a raccogliere un sacchetto che simula un pericolante e si trasporta fino al bordo vasca. E al di là del puro agonismo, la giornata ha avuto un'importante valenza aggregativa per i piccoli atleti e promozionale per il nuoto. Capiscono come comportarsi, cosa devono fare, è un momento di unione, visto che si trovano anche alle prese con dei compagni di altre società che non conoscono, quindi diciamo anche un bel legame a livello sia interpersonale, un'esperienza da fare sicuramente non solo per la disciplina in sé, ma proprio dal punto di vista umano.